con la sua fantastica classe e talento, quello di un 2 volte campione del mondo, quello che ci ha fatto sognare su tutte le strade del campionato del mondo rally, con tutti i tipi di Delta. Io me lo ricordo da quando è partito con la sua Opel Kadett fino ad arrivare all'apice di pilota ufficiale della Lancia, e per lui lì sono stati grandi successi. Naturalmente un giro di ricognizione per Niki e poi si finirà come così come Marco Allen, perché dopo toccherà anche Marco. Un grande applauso per il nostro Miki Biasian in pista, sulla pista azzurra. È qualcosa di veramente speciale quello che stiamo per vedere. Allora, raccontiamo un pochino le particolarità di questa Delta S4. Tu che eri sui campi gara quando questa... Sì, in realtà la S4 io ho lavorato al progetto molto, perché nel 1986 in prima corsa io seguivo mi ricordo, e quindi S4 comunque ho seguito il progetto, oltre ad aver fatto il libro che comunque è una macchina costruita in 100 esemplari stradali, oltre a quegli 20 corsa con un telaio tubolare. Diciamo che si chiama Delta, anche se della Delta di serie aveva soltanto più il parabrezza, la mascherina e in origine i fanalini, per dire. Quindi era completamente diversa, nuova, integralmente come telaio, motore, trasmissione, doppia sovralimentazione, quindi era concentrato anche di innovazione, oltre che al sistema IAV, cioè quello di gestione elettronica del motore, quindi c'è stato un concentrato di tecnologia. Belle vittorie di Miki Biasian, anche chi comunque forse è stato quello che l'ha saputa interpretare. Piloti è stato forse Enrico Ivonen, perché effettivamente è una macchina molto difficile, molto nervosa, dove scaricare tutta la potenza nella maniera giusta non è certo facile, però lo sappiamo, anche gente come Biasian e come Marco Allen sono andati fortissimo con la Delta S4. Qual era la particolarità di questa macchina? Cioè, adesso che l'abbiamo vista così in questa esibizione, però a sensazione sembra una macchina non facile da guidare, così? Penso di sì, anche se io non ne guidavo. Sono stato di fianco un po' di volte con Miki in particolare, e poi tra l'altro Miki è quello che ha fatto il grosso dello sviluppo, quindi diciamo il grosso passo avanti che ha fatto la Delta fino al debutto è stato tutto il lavoro che ha fatto Miki di sviluppo. Era sicuramente quello che in ritardo rispetto agli altri gruppi non ha avuto il tempo di essere sviluppato, non ha avuto il tempo
Guarda, ho le gambe che tremano, non tanto per aver guidato una S4, ma per aver guidato la macchina di Henry. Questa macchina, rally di apertura del gruppo B da parte di Lancia, rally d'Inghilterra dell'85, quindi l'emozione era più quella, e poi salire con una macchina, su una macchina che ha tanta birra, ma la macchina è perfetta. Purtroppo le gomme sono un po' fredde, quindi si fa un po' fatica qui in questo, diciamo, pista tortuosa con più di 500 cavalli, però è sempre una bella emozione. E ho chiesto al proprietario di lasciarmi fare un giro per farvi vedere cos'erano queste macchine e come si correva effettivamente con i gruppi B. Quindi grazie mille mister Raffagnato, e sei stato gentilissimo. Infatti io devo dirti che sì, è importante ci credo, un gioiello che ha un valore immenso, perché anche se è un 2 volte campione del mondo come Miki Biasion si emoziona alla guida di questa macchina, evidentemente c'è un suo perché. Allora io direi che anche lì slow motion viene fuori una bella roba, proprio per il pista Alex Diorio, e andiamo avanti a parlare di questa bella manifestazione. Allora Miki, vieni qui, grazie. Adesso parliamo di quello che è al pubblico, parliamo al pubblico, cioè di quello che è per voi, ritornare a guidare queste macchine, ritornare a assaporare questa atmosfera di rally che alla fine uno, se ce l'ha dentro, non finisce mai di sentirla. Indubbiamente noi piloti dobbiamo ringraziare gli organizzatori che fanno questo tipo di manifestazioni, e poi anche i proprietari delle bellissime macchine che sono tenute in un modo incredibile, e che effettivamente oggi che c'è una certa carenza anche di ricavi a darsene e mettere in condizione. Io devo dire che questo è un patrimonio tecnologico che l'Italia ha e che non deve essere assolutamente dimenticato, e quindi io credo che il pubblico debba essere contento di avere la possibilità di vedere ancora questi gioielli che fanno delle esibizioni e che dimostrano quanto importanti sono stati i rally degli anni '80, e che speriamo con qualche pilota italiano tornino di nuovo a essere importanti nel prossimo futuro. È vero Miki. Allora, una volta di più mentre Alex Diorio è in pista, lo ricordiamo, Alex è stato campione del mondo di gruppo N, comunque anche lui ha fatto parte della squadra ufficiale Martini, è stato tanti anni al Jolly Club, una volta di più a chi dire grazie per questa bellissima manifestazione, oltre a Luca Sotto, gli organizzatori Marco Frare, Cristiano Sonego, Michele Schinellato, il presidente del Club Italia, Mirko Vettoretto. Quindi tutti loro, devo dire, stanno facendo un ottimo lavoro per far sì che tutti voi possiate godere e apprezzare di questo bellissimo spettacolo. Allora, intanto che aspettiamo Alex Diorio, perché dopo la sua esibizione anche lui verrà qui a parlarci. E lava la macchina dopo più Certo, giustamente mi arrivano continue notizie in più da segnalarvi, e cioè facciamo un bellissimo ringraziamento alla Croce Verde che è in pista presente, sta dando un bellissimo e prezioso supporto, quindi in questa pista azzurra è fondamentale, voglio sapere, la presenza anche di tutto quello che riguarda la sicurezza. Grande Alex Diorio che si è
esibito anche lui, si è divertito. Scusate, allora in questo momento me lo stanno segnalando, scusate, ma io sono dietro ai box e non posso vedere la pista. Andrea Ghini alla guida di una Delta, anche lui. Adesso qualcuno mi riferirà magari di che Delta si tratta. La Delta della Roma Motorsport, quindi un grande applauso, perché come diceva Miki Biasion, il merito di questa manifestazione va anche naturalmente a chi mette a disposizione queste meravigliose Delta per poter far sì che questi piloti campioni possano esibirsi. Non dipende che precauzioni prendi prima, se usi vaselline eccetera. Questa è una cosa molto carina. Questa che ha guidato Andrea Ghini è la macchina che normalmente è sponsorizzata a Oceano, è la macchina normalmente guidata e utilizzata da Chantal Gatti, che oggi purtroppo doveva essere, addirittura avevamo un equipaggio eccezionale, cioè Andrea Ghini alla guida e Alex Fiore, e si sono scambiati, hanno fatto un po' per uno alla guida. E allora parliamo di questa Delta che comunque fa parte anche lei, perché come ha detto, come abbiamo già